Bentornati a questa ultima settimana di Io Compro Siciliano Live. Buon lunedì a tutti quanti, bentrovati da Eliana Chiavetta. Oggi ci diamo alla musica e allora invito subito a raggiungerci in questo palco virtuale Mauro Cottone. Ciao a tutti. Mauro, ben Ciao, trovato. ciao Eliana, grazie. Grazie a tutti. Saluto il pubblico di Io Compro Siciliano. Parliamo di musica, lo facciamo con un grande violoncellista, un docente di musica, sono tantissime le sue collaborazioni, abbiamo imparato a conoscerlo nel corso del tempo. Oggi parliamo di musica in un momento in cui finalmente Mauro si torna a suonare dal vivo. Finalmente. Meno male, meno male, meno male. Finalmente è da oggi anche togliere la mascherina in giro per All'aperto. la città all'aperto, e questo è importante perché ci dà un po' il senso del ritorno alla normalità, anche se devo dire è un po' complicato perché ormai dopo 1 anno e mezzo di restrizioni ci sentiamo un po' intimiditi nell'uscire anche senza mascherina, che era una protezione ovviamente per un virus che ci ha davvero stroncati. Comunque andiamo avanti, stiamo lavorando bene, sento molti live in giro, colleghi che lavorano tantissimo, sono ripresi anche il settore dei matrimoni, perché è importante per noi musicisti questo settore, perché dà sostentamento a tanti miei colleghi. Tra l'altro arriviamo da un fine settimana particolare. Per chi segue Io Compro Siciliano i nostri canali ha avuto modo di vedere anche la notte romantica di Salemi e lì abbiamo risentito all'opera anche il nostro Davide Morici ed è stata un'atmosfera bellissima. Ma Mauro, veniamo a te perché parliamo appunto di quello che è il Natura Art Festival International, perché è già iniziato, ma c'è tutta un'estate per poter godere di questa bellissima produzione. Sì, è una produzione ideata e voluta fortemente dal maestro Giovanni Mattaliano, che è un mio grandissimo amico con il quale avevo collaborato tantissimi anni fa. Eh, Ci siamo incontrati, come un po' ormai succede ora, sui canali dei social, quindi mi ha invitato a prendere parte appunto a questo festival importantissimo. Eravamo soltanto in 50 artisti di tutto il mondo, compresi poeti, fotografi, e quindi questa partecipazione davvero è stata importantissima, perché ho potuto vedere quanto amore prima di tutto Giovanni ha messo in questo progetto e come hanno risposto i miei colleghi da tutto il mondo. Eravamo tantissimi anche gli italiani, i siciliani, ma ho potuto veramente constatare che livello e che situazioni si venissero a creare dall'altra parte del mondo, da Cuba, Brasile, in Australia. Tutti eravamo uniti in un unico scopo, cioè quello di veicolare attraverso l'ambiente in cui noi operiamo la musica, e la musica creata proprio in quel luogo, in quel momento. Per molti, come per me, per esempio, ci è stata data la comanda di improvvisare nei luoghi in cui decidavamo di fare il video. Per cui è stata un'esperienza, guarda, se ti raccontassi la mia esperienza è una cosa folle. No, ma noi la vogliamo Perché sentire. sì. Non so, magari volete mandare prima il contributo e poi ne parliamo, così parliamo di Facciamo qualcosa. così, allora guardiamo questo video, chiedo al nostro Nicolò Acquisto dalla regia di mandarci il primo video legato appunto a Natura Art Festival International e poi continuiamo a parlare live con Mauro Cottone all'interno qui di Io Compro Siciliano. Ok.
Quanto pathos in questa esecuzione, Mauro? Come ti dicevo, poi era il luogo che ti dettava un po' i tempi, i ritmi, e anche ti suggeriva frammenti di melodia, non so, come se questi luoghi che tu scegli davvero, sai come mi sono messo in macchina a girare per le campagne di Agrigento. E quindi dietro di me, che non si vedeva perché ho dovuto adattare il telefono messo sulla custodia appoggiata alle frasche, no? Per cercare di tenerlo fermo su telefonino, ero da solo. Dietro di me si intravedevano anche i templi, per cui avevo questa vallata di paglia, considera, perché c'è molto colore giallo per ora in Sicilia, questo grande caldo, dietro di me questi templi, davanti a me queste campagne arate, arate anche da poco, per cui mi sono messo in connessione con questa natura. C'è stato un rapporto immediato, stretto. Io ho l'abitudine di suonare, dipende dove mi trovo, ma spesso lo faccio. Certo, se vado a fare un concerto di musica barocca in chiesa, no, però dove spesso mi muovo senza calzare, senza scarpe, perché ho bisogno di sentire il contatto col terreno, perché è da sotto che mi arriva la grande energia. Mi diceva tra l'altro voglio proprio citare un mio insegnante di musica barocca, Gaetano Nasillo, il quale diceva che lui per rilassarsi suonava, si esercitava più che altro scalzo, un po' come fanno i danzatori, quindi ballerini di musica di danza classica. Loro hanno bisogno di sentire il contatto proprio con il palco, col legno, no? Questo è fondamentale per chi fa arte. Bellissimo, si ritorna, no, ad una forma di comunicazione con un po' tutto quello che ci circonda attraverso questo contatto, e poi si riporta ad esternare tutto questo attraverso la propria arte, quindi in questo caso, nel tuo caso, attraverso la musica e il tuo violoncello. Ma abbiamo il nostro spot del Marketplace di Io Compro Siciliano, un paio di secondi e torniamo subito da voi. www.iocomprosiciliano.com, ormai lo conosciamo tutti, è il più grande marketplace del Made in Sicily. Lì potete trovare il meglio del meglio di tanti prodotti, ne parliamo qui all'interno del nostro spazio di Io Compro Siciliano Live, ma c'è tantissimo da scoprire, quindi è sempre tante nuove collaborazioni, quindi l'invito è quello di visitare sempre www.iocomprosiciliano.com. Ma torniamo subito da Mauro Cottone, perché vogliamo raccontare anche una esperienza che riguarda non soltanto te, ma anche i giovani da formare. E in questo caso so che ci porterai dalle parti di Agrigento. Sì, questa è una cosa a cui tengo molto, perché non ne ho parlato nelle altre interviste, ma io di fatto mi sostengo non soltanto con il discorso dei concerti, ci mancherebbe quello proprio, anzi, proprio non ho manco il tempo con 4 figli a potermi impegnare Soltanto tanto. Faccio 4, delle cose. Mauro? Pochini. Sì, ancora sono giovane. Quindi Ok, c'è tempo per migliorare. c'è tempo per avere nipoti, c'è tempo. E quindi io mi sostengo insegnando violoncello
presso il liceo musicale di Agrigento. Come molti sanno, ce n'è uno per ogni provincia d'Italia, liceo musicale. È una realtà, diciamo, abbastanza nuova, perché nasce dopo la riforma dei conservatori, che diventano di fatto ormai università, per cui come vedete bene anche nelle foto di Facebook in giro, tutti i ragazzi neolaureati in conservatorio. Prima c'era il diploma, vecchio ordinamento, era un diploma accademico come l'Accademia delle Belle Arti. Oggi invece c'è la laurea di primo livello, la laurea di secondo, quindi una laurea quinquennale. Per accedere alla laurea triennale, quindi il primo livello, c'è la necessità di avere un diploma di media superiore. Qui si inserisce il liceo musicale, perché il liceo musicale offre, oltre alla formazione, diciamo, musicale, perché nasce proprio per quello, quindi un primo strumento scelto all'alunno e magari studiato nell'arco del triennio della scuola media. C'è anche la possibilità di suonare, di scegliere, quindi studiare un secondo strumento, che a differenza del primo, se il primo è monodico, cioè violino, violoncello, quindi non ha la possibilità di fare accordi come la chitarra o il pianoforte, puoi scegliere di studiare uno strumento polifonico, quindi chitarra, pianoforte, ma anche le percussioni, perché essendo che le percussioni si studiano le percussioni anche lo xilofono, il vibrafono, quello è considerato strumento a tastiera, quindi della famiglia degli strumenti polifonici. E viceversa, se tu studi invece uno strumento tipo pianoforte e chitarra, puoi anche studiare come secondo strumento uno strumento monodico, tromba, eccetera, eccetera. Quindi, oltre a queste materie specificatamente musicali, per cui studiano i ragazzi solfeggio, storia della musica, laboratori la mattina di esercitazioni corali, ma anche laboratorio insieme archi, è la materia che insegno anche io, che io insegno violoncello il pomeriggio e un laboratorio di musica d'insieme per archi, ma possono fare anche strumenti a fiato e quant'altro. Però è obbligatorio come crediti e come quindi percorso di studio, ovviamente studiare, a differenza dei conservatori, matematica, filosofia, storia dell'arte, storia. Quindi ingloba un po' tutta esatto, una formazione, non è tutta la soltanto dedicata alla musica, ma una esatto. formazione totale. Abbiamo un video anche legato a questa realtà che ti riguarda appunto personalmente, quindi vediamo insieme quest'altro contributo all'interno di Compro Siciliano Live. Bene. Eccoci tornati in diretta, così c'è un po' un riassunto di tutto quello che ci stavi dicendo tu.
Sì, infatti, avete visto, abbiamo anche una bellissima aula concerti e il teatro del polo universitario di Agrigento, e lì si svolgono le lezioni appunto del liceo musicale. Tutti i concerti, i saggi e gli esami vengono effettuati appunto in questo luogo meraviglioso, acusticamente perfetto, che è questo auditorium del liceo, appunto. Mauro, prima di salutarci vogliamo passare dalle tarantelle siciliane. Sì, appunto, e quello è un progetto lungo perché ci stiamo lavorando, ci sto lavorando, perché ovviamente oltre a farmele preparare dai vari compositori, perché l'idea nasce appunto dal rivedere queste tarantelle tipiche siciliane sotto la penna, ecco, riviste dalla penna di vari compositori siciliani, sempre loro, ma diciamo che hanno a che fare con altra materia musicale, musica classica, colonne sonore, eccetera. Quindi i vari Giovanni Sollima su tutti, ma anche Silvio Lucido, che è un ragazzo che scrive, si sta specializzando in colonne sonore, Giuseppe Vasapolli, Alberto Maniaci, Simone Piraino, appunto dicevo nelle mie interviste. Quindi mi devono arrivare tutte queste composizioni. A mia volta le devo studiare, perché vi assicuro che studiare pezzi per violoncello solo, tarantelle scritte da Giovanni Sollima, c'è soltanto da farsi il segno della croce e dimenticarsi del mondo esterno, stare lì mesi e mesi a studiare una sola tarantella che poi da inizio a fine sono 3 minuti e mezzo, ma dentro c'è il mondo. Giovanni Sollima è Giovanni Sollima, e quindi sapete che significa, insomma, vi lascio immaginare che significa andare a suonare le cose che scrive, però sarà un lavoro, appena sarà ultimato, secondo me, veramente degno di nota. Poi non dovrò essere io a dirlo. Verrò da voi a bussare per presentare questo disco. Ecco. Con piacere, troverai la porta aperta ancora prima che tu possa provare a bussare. Intanto bussano anche i nostri amici che ci seguono attraverso i canali social, quindi salutiamo Raf Borsellino che ci scrive, ci manda il buongiorno dalla Germania. Quindi, sì, lui è un amico mio, un grande amico, sì. E poi ancora la nostra Marzia Monreale meravigliosa che ci dice un saluto al grande maestro Mauro Cottone. Marzia, noi lo mandiamo a te questo abbraccio grandissimo e buongiorno. Grazie. A Gaetano Iengo, anche lui un mio carissimo amico. Vedi che siamo circondati da amici, da tutti quelli che vogliono bene a noi, ma soprattutto direi vogliono bene alla nostra terra, alla nostra Sicilia, come tutti noi di Io Compro Siciliano Live. Grazie Mauro Cottone per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a voi, comprate siciliano, perché così andiamo tutti avanti, andiamo benissimo a gonfie vele. Grazie, buon lavoro. Grazie, benissimo questo messaggio in chiusura. Vi ricordo domani un altro appuntamento con Io Compro Siciliano Live, sempre a mezzogiorno. Ci sarà Cristina Ruffino. Vi anticipo che l'ultima puntata della stagione la faremo in coppia, io e Cristina, Palermo e Catania unite per continuare ad abbracciare al meglio la Sicilia come sempre facciamo. Grazie ancora a Nicolò Acquisto, grazie alla nostra Marzia Monreale, a Sonia, grazie a tutti voi che ci seguite con affetto. Buona giornata e buon caldo. Ciao.